Per Nicola Ruggeri quella di quest'anno è la seconda promozione con la Nuorese. Il centrocampista infatti era tra i titolari della squadra allenata da Virgilio Perra che conquistò la vittoria del campionato di eccellenza. Anche in quell'occasione si trattò di una Nuorese da record in grado di inanellare una serie impressionante di vittorie consecutive. Tu sei venuto a Nuoro, hai creduto in questo progetto, insomma c'è la tua firma su questa promozione in eccellenza, un bilancio del tuo campionato. Ma guarda, io sino a oggi che mancano, sono 26 partite, ne ho fatto 25 e non ho saltato nessun minuto, ho saltato solo 2 domeniche fa per squalifica. Credo che un piccolo contributo l'abbia data la Nuorese, poi sta alla gente, sta a voi giudicare il mio operato. Tu insomma ti sei ritrovato a fare il centrale difensivo, forse un ruolo che insomma la gente ti ricordava insomma a centrocampo, però lei ha ricoperto questo ruolo con grande personalità, insomma dando un contributo decisivo. Insomma. Ma a me quello che mi ha sempre contraddistinto ogni anno quando gioco a pallone è la voglia di giocare a calcio, perché a me piace giocare a calcio. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e non sono uno che si arrende ai primi ostacoli, perché ne ho avuto tanti in delle squadre, molti ostacoli, ma bisogna avere fame di vincere, quello che io ho spiegato all'inizio del campionato, quando anche le cose non andavano bene, se vi ricordate, l'ho detto anche a voi. Ci vuole fame, con la fame si riesce ad arrivare dove siamo arrivati con questi traguardi qua. Questa squadra, insomma, con qualche ritocco cosa può ben figurare in eccellenza? Tu hai una grande esperienza. Sì, guarda, conoscendo l'eccellenza, una squadra così con qualche ritocchino nel giusto posto non sfigura e se la gioca con chiunque, anche perché mi auguro che dall'anno prossimo riusciamo di nuovo a vedere come lo vedevo io allo stadio, che la domenica ci pregavano per dare qualche biglietto perché non se ne trovava più.